Euroregione News. Carovana europea FIVA, il bis a Lignano. Dopo il successo di pubblico a Udine, i mercati europei di FIVA Confcommercio questo weekend fanno il bis a Lignano Sabbiadoro. Dall'assado argentino al goulash tedesco, dal porceddu sardo e dalle salsicce piccanti calabresi ai cevapcici sloveni, dalla frittura in agrodolce thailandese al couscous israeliano. E poi l'artigianato, dalle ceramiche made in England al vintage russo, dai tessili italiani agli oggetti in legno sudamericani. Oltre 100 commercianti proporranno prodotti tipici di gastronomia ed artigianato dei loro luoghi d'origine. La manifestazione si svolgerà sul lungomare di Lignano Sabbiadoro e su quello della Jet-Tour, che per la prima volta saranno uniti in un unico percorso senza cancelli a costeggiare il mare. Una novità importante ed assoluta, è stato sottolineato, che rende Lignano Europa meno impattante sulla viabilità pubblica cittadina a beneficio dei visitatori, che così potranno passeggiare nella pineta e gustarsi la miriade di sapori, colori e profumi della kermesse. Le bancarelle di Lignano Europa, attive da stamattina all'interno di Jet-Tour, Lato Pineta, rimarranno aperte per 3 giorni dalle 9 a mezzanotte con orario continuato. Dopo la tappa di Lignano, la carovana migrerà verso i luoghi più freschi del nord Europa e ritornerà in Italia soltanto in autunno e in Friuli Venezia Giulia nella primavera del 2015. Avete ascoltato Euroregione News.